Spada, lui proprio non stava più nella pelle. Vieni qua, maghetto, vieni qua, lo accogliamo con un applauso. Mago, mi pare che non ti puoi lamentare. Ma quale onore, quale onore. Io, queste mani. E io proprio per questo, sì? Per l'occasione, visto che lui è un campione del mondo, velocità allo stato puro, sì? Io ho preparato un gioco, una sfida tra uomini veloci. Cioè tu vuoi sfidare Paolo, ma sei scemo? Assolutamente sì, anche perché io sono velocissimo. Sì, tu sei a fare che velocissimo? A mangiare gli arancini? Anche, la mia ex ragazza me lo diceva sempre, tu sei velocissimo. Ma quello non era un complimento, Mago Peppe? No, è perché la mano del mago è più veloce dell'occhio umano e io oggi ve lo dimostrerò. Allora, tu ci darai questa dimostrazione? Questa dimostrazione, vediamo. con le carte, sì? Col campione del mondo, cosa facciamo? Lei mi deve dire stop quando vuole, prendere una carta e poi vedere cosa succede. Mi dica stop quando vuole? Stop. Ok, prende la carta. Eccola. Sì, la guardi, la faccia vedere a tutti quanti. Ok. No, mi giro verso vista. i monitor così mi guardiamo. Aspetta un attimo, la facciamo vedere anche a casa. Sì. Eccoci qua, questa è la carta. Va bene? Allora, il gioco di velocità cosa consiste? Cocò. Facciamo... Cosa consiste? Mago, prendiamo un po' di carte in meno perché ora vi spiego perché. Sì? Metta la carta qui, dia una mescolata. Ok. Allora, parte la sfida. Io fra un po' girerò le carte ad una ad una. Lei quando vedrà la carta, io le butterò a terra, quando vedrà la carta su a terra deve mettere la mano. Il primo di noi che mette la mano sopra la carta vince. Vediamo Che vince? Vince un appuntamento con me, signor Presidente. Se conviene vincere, Paolo. Hai visto? Io mi consulto un pochettino le carte. Sì. Carta bella, carta brutta, com'era? Bruttissima. Brutta, una carta brutta. Una carta brutta. Cominciamo col gioco. Io le poi giro qua. Vabbè, no, così è troppo preparato. Vabbè. Metta qua. Benissimo. Non comincia a barare. 8 di picche. Non mi dica quale ovviamente. No. Ho paura, signor presentatore. 9 di fiori. Hey! Non c'è. Allora. Aspetta, no? Deve andare qua. Ora già mi ha agevolato. Vado? Chi vince? 1, 2? Vuole vincere lei? Dobbiamo vedere qual è. Metta la mano. Allora, tenga qua la carta. Allora, cosa succede? Io avevo detto che ero molto più veloce degli altri. Prenda la carta, la giri. Effettivamente già qua non c'è più. Faccia vedere in carta. Però la cosa bella qual è? Ma scusa, noi avevamo visto che era la carta che aveva scelto lui. Ma guardi la velocità del mago Peppe. Ma come... Cioè... Guardi. Portafoglio. Sì? Effettivamente c'è una carta, vede? Prenda pure lei la carta. Vabbè, Miracolo! Miracolo! 10 di picche! Ho vinto! Ho vinto il campione del mondo, quindi sono campione del mondo! Grazie Paolo, mi ha fatto vincere, ho vinto! Ho vinto campione del mondo! E allora facciamo un applauso a Mago Peppe che ci saluta. Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, ringraziamo ovviamente la tua gentilezza. Io voglio anche ringraziare Pippo Leone che è stato un tramite importante per averti qui in trasmissione. Tra l'altro noi ci siamo conosciuti proprio in occasione della Castagna d'Argento, il premio